Popolari Venete. Banche salve, azionisti azzerati. E allora eccoci qua. Torniamo a parlare delle banche popolari venete, di questo decreto varato dal governo. Da lunedì sarà in discussione, inizierà un iter parlamentare e allora lo dicevamo, banchieri salvati, azionisti azzerati. Ma veniamo al giorno dopo il varo del decreto, alla conferenza stampa di presentazione. Sentiamo che cosa ha detto il Premier Gentiloni a proposito. Vediamo. Questo intervento di salvataggio si indirizza ovviamente innanzitutto a favore dei correntisti e dei risparmiatori di queste due banche, a favore di chi in queste banche lavora, più in generale direi a favore dell'economia del territorio, uno dei territori più importanti per il nostro sistema paese, un'economia che soprattutto per la parte che riguarda le piccole e medie imprese, che certamente in Veneto hanno un rilievo non secondario, ha in queste banche storicamente un riferimento di grande rilievo. E direi più in generale, oltre che a favore dell'economia del territorio, a favore anche della buona salute del nostro sistema bancario, della sua efficienza, un sistema di cui il gruppo Intesa San Paolo, che acquisisce queste banche, è un asset ovviamente tra quelli di maggior valore. Allora, ecco, queste le parole del Premier Gentiloni. Allora vi presento gli ospiti, intanto, che sono arrivati in studio. Buonasera all'avvocato Andrea Arman, buonasera avvocato, del coordinamento Don Torta, lo semplifichiamo così, sì, coordinamento sì, Don Torta. Al suo fianco Luciano Greco, docente di economia all'Università di Padova. Buonasera professore, buonasera. Grazie di essere qua. E ritroviamo anche Luigi Ugone, presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Allora, abbiamo sentito le parole di Gentiloni, che dice un decreto a favore dei correntisti, dei risparmiatori e delle imprese. Io inizierei dall'avvocato Arman, è veramente così? Ci troviamo nel campo delle opinioni, no? Quindi l'opinione del Premier è questa. Sarebbe bello potersi confrontare effettivamente su elementi oggettivi, conoscere come davvero stanno le banche, capire che cosa è successo all'interno delle banche dal 2015 ad oggi, capire dove sono andati questi cosiddetti crediti deteriorati, chi sono i debitori, chi siano i debitori, quanti derivati ci siano all'interno di queste banche. Noi almeno come associazioni abbiamo una aridità di informazione che è davvero singolare. Eravamo soci di banche dove non abbiamo mai avuto nessun tipo di dialogo, ora siamo stati trasportati prima da soci di una cooperativa, adesso a soci di un fallimento per volontà governativa, senza sapere perché noi non abbiamo mai avuto un'informazione, non pretendevo precisa, ma almeno indicativa di quale fosse la situazione delle banche. Tengo a sottolineare un dato che ripeto oramai è un mantra: quando sono stati chiusi i bilanci 2015, dopo oltre un anno di vigilanza BCE e altro anno precedente di vigilanza perenne all'interno delle banche di Banca d'Italia, Vicenza chiudeva con 1,6 miliardi e Veneto Banca con 1,3 miliardi di attivo. I mesi successivi, che dovrebbero essere stati utili a risanare le banche, invece hanno fatto crescere in forma spropositata
la situazione debitoria delle stesse. Io assolutamente non mi sento di affermare che questi dati non siano veri, però riterrei, almeno in qualità di socio, di poter essere informato sulla situazione delle banche. Credo che questa sia una richiesta legittima ed è una richiesta che sistematicamente è rimasta inevasa per volontà del governo e per volontà di quegli amministratori delle banche che ora si vogliono, da quel che sentiamo, salvare con una norma ad hoc che pare un salvacondotto. Certo, ecco, professor Greco, torniamo indietro e parliamo un po' di questo decreto che di fatto come dire, blocca tutte le azioni civili che sono di rimborso, che sono state presentate dagli azionisti, ma che cosa prevede nel dettaglio questo decreto? Ci può aiutare un po' a capire, se ne è parlato, ma magari molto sinteticamente? Sì, il punto è che i risparmiatori che vengono tutelati, per farla molto semplice, sono quelli che avevano appunto i conti correnti o che avevano delle forme di risparmio a basso rischio. Il problema è che, lo abbiamo detto tantissime volte, penso che questo sia l'oggetto fondamentale delle associazioni che si stanno mobilitando in queste ore, i risparmiatori in realtà hanno investito anche nel capitale di rischio delle banche. Qualcuno, non avendo nemmeno capito esattamente che era capitale di rischio, nel senso sapeva che comprava azioni, ma gli veniva venduto questo tipo di acquisto di risparmio come fosse perfettamente sicuro. Ora, le norme europee da questo punto di vista sono molto chiare, cioè quando si fa il salvataggio di una banca questo tipo di risparmio non viene tutelato, salvo introdurre delle norme ad hoc, e qui si arriva al punto del decreto. Poi il decreto introduce una serie di appunto salvacondotti, qui è una questione, poi bisogna vedere se queste cose resistono poi a tutte le valutazioni anche di congruità, insomma. Adesso la questione è ancora abbastanza magmatica, forse chi sta tutelando i risparmiatori ne sa meglio, ne sa di più, perché sta seguendo la situazione sul terreno. Il punto fondamentale è che gli spazi di manovra che sono a disposizione arrivano fino a un certo punto, quindi il governo italiano ha difficoltà a tutelare direttamente l'azionista, questo è il punto di fondo, e quindi da questo punto di vista la perdita dovrebbe essere scaricata purtroppo sugli azionisti. Non che ci sia solo questo tipo di strumento da poter utilizzare. Io volevo semplicemente, osservando anche quello che era stato detto prima, secondo me una cosa che è mancata in assoluto, si interviene con un decreto, mi spiego, come diceva lei giustamente, come si diceva prima, di interruzione di una serie di azioni singole che stanno avendo anche efficacia di attacco al patrimonio bancario. Questo perché ovviamente chi ha acquistato, adesso sia per €1 o non €1, ovviamente rischia a questo punto di avere un contenzioso enorme, no? Quindi questa è la questione di fondo, quindi lì c'è un accordo, dice se questo contenzioso non me lo togli dalle scatole io magari questo acquisto non lo voglio fare, quindi ci sono una serie di clausole, alcune delle quali probabilmente non conosciamo nemmeno, quindi questo è un po' il tema. Allora, la domanda fondamentale secondo me è ma perché prima di fare questo decreto non si è fatta la fantomatica commissione d'inchiesta sulle banche? Mi spiego, non perché questa si sostituisca alla magistratura che comunque deve fare il suo corso. Sicuramente è inappropriato salvaguardare gli amministratori delle banche, visto che ci sono risparmiatori che rischiano molto probabilmente di perdere i soldi o comunque di perdere gran parte dei loro soldi. Ma la commissione d'inchiesta aveva lo scopo di verificare se ci sono state delle storture nel meccanismo di funzionamento della vigilanza, di tutta una serie di questioni che non hanno funzionato, per evitare che si ricrei domani lo stesso meccanismo. Quindi secondo me il problema di questo intervento, di questo decreto, così come un po' meno nel caso del Monte dei Paschi di Siena, perché lì la questione è così grossa che c'è stata un'attenzione molto particolare,
Ma sicuramente nel caso delle 4 popolari dell'anno scorso, cioè questi interventi ad hoc vengono fatti sulla base in assenza direi di uno studio adeguato di quelle che sono le storture da evitare per il futuro. In più ci si infilano dentro queste cose qui che creano ovviamente in chi già è diffidente rispetto al settore bancario e all'azione di governo su queste cose qua, accresce la diffidenza. Poi magari torniamo su alcune questioni. La interrompo un attimo perché abbiamo un telespettatore che è in attesa, il signor Ernesto. Buonasera signor Ernesto, lei chiama da dove? Buonasera, sono da Udine. Da Udine, prego. Un saluto a lei e ai suoi ospiti. Volevo dire una cosa, un momentino, fare il noto della situazione, perché qua se no non ci capiamo. Allora, quelli che hanno acquistato azioni oltre i 10 anni vengono tagliati fuori, sia che abbiano accettato, cioè non potevano accettare la transazione e va bene. Per le 100 azioni che hanno loro transato, 70 hanno aderito alla transazione e va bene. Noi che non abbiamo transato non abbiamo accettato la transazione, cioè il governo ci ha tolto la possibilità di recuperare i nostri soldi, perché sappiamo benissimo che il giudice Vaccari di Verona aveva iniziato a dare ragione a noi risparmiatori. Cioè questa è una cosa assolutamente da fermare, questo decreto, dato che in studio ci sono uomini di legge come il dottor Armandi, è ora di finirla, cioè siamo stanchi, perché ci hanno proibito i nostri risparmi questa gente qua. Cioè volevo capire un momentino, se mi spiegate bene, com'è la situazione della prescrizione, se c'è ancora uno che l'ha presa 10 anni fa, pazienza, poteva avere il tempo di... Però per esempio io l'ho presa nel 2014, cari signori, e mi hanno proibito, avevo già fatto le denunce in procura, e mi hanno proibito con questo decreto di tutelare i miei risparmi. Cioè, volevo sapere un momentino... Certo, adesso le rispondiamo subito. Grazie infinite, signor Ernesto da Udine. Avvocato Armando, vuole rispondere lei? Risposta semplice. Allora, il tema della prescrizione l'abbiamo affrontato tante volte e vi sono 2 chiavi di lettura. Per la prescrizione su eventuali vizi contrattuali al momento dell'acquisto, che si esaurisce nel 2007 teoricamente, se non vi sono atti interruttivi che non la fermassero al 2017, e ci sono le prescrizioni per i cosiddetti fatti illeciti. Noi riteniamo che il comportamento dei vecchi amministratori integrino un comportamento da fatto illecito, e quindi il momento che genera l'obbligazione è la conoscenza di quando si è verificato il fatto illecito o se ne è venuti a conoscenza. Quindi il termine di prescrizione parte più avanti, dal 2015-2016. Sono 2 teorie che però in questo momento in qualche maniera si vanno spegnendo, perché ciò che attrae la nostra attenzione è la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Non che in quell'interno, nel momento in cui ci si insinua, vengano meno i principi relativi alla prescrizione, però secondo me il passaggio delicato è capire se all'interno di questa bad bank riusciremo a trovare delle scorte di denaro sulle quali poi poterci rivalere, perché ci pare di aver compreso che la grossa attività di governo sia stata quella di fare in modo che i risparmiatori nulla trovino all'interno della bad bank. Vedo che anche il professor Greco scuote la testa. Ma sì, perché adesso io non ho i numeri, però adesso in aggregato il sistema italiano ha una quantità di cosiddetti crediti deteriorati o non performing loans che è così ampia, cioè sul totale europeo 1/4 dei crediti non deteriorati sono italiani. Ora, sulle banche italiane, quelle venete, che sono più piccole di altre, questi crediti non deteriorati sono un po' dappertutto, però ce ne sono parecchi, quindi il ragionamento che si diceva prima sugli attivi patrimoniali l'anno scorso, però quando la situazione è quella che è, con perdita di correntisti, perdita di attività economica, perdita di marginalità, ovviamente che i risparmiatori nella bad bank trovino qualcosa non avrebbero fatto la bad bank altrimenti. Cioè, se l'impresa bancaria fosse stata funzionale si sarebbero trovate soluzioni diverse, quindi da questo punto di vista, come al solito, uno fa l'uccellaccio del malaugurio, ma dubito fortemente che si sarebbe fatta questa operazione se era positivo il bilancio fra
attivo e passivo. Sì, certo. D'altra parte non poteva essere differentemente dopo 24 mesi di totale inerzia finalizzata a far uscire depositi e clienti dalle banche. Allora l'operazione, che non so se si sia conclusa, del governo di fare un salvacondotto per gli amministratori che si sono occupati di salvare la banca, è evidentemente finalizzata a salvare coloro che oggettivamente potrebbero correre dei rischi, perché nessun amministratore può salvare una banca se non l'amministra. Pacifico, no? Certo, ecco, il decreto poi come dire, regala le banche, le vende a €1, queste banche vengono vendute a €1, a Banca Intesa che le acquista per €1. Ma professor Casen, com'è possibile? Due banche che valgono 50 centesimi l'una, no? Sì, valgono 50 centesimi l'una, ma appena ci esce il decreto che quindi lascia la possibilità, o si presume ci sia la possibilità da parte della Intesa San Paolo di acquisire, c'è un salto in borsa. Le azioni del San Paolo salgono vertiginosamente. Evidentemente anche il più stupido dei azionisti della San Paolo ha capito che è un business. Cioè lo Stato sta regalando una banca pulita a un'altra banca che di soldi ne ha e quindi la gestirà e si approprierà di quanti sportelli? Migliaia di 5.000 sportelli, lascerà a casa, quindi quello che dice il Presidente del Consiglio prima, Gentiloni, non è affatto vero, perché saranno oltre 5.000 i dipendenti lasciati a casa. Si dice spontaneamente, cioè vengono convinti che è meglio che stiano a casa, se no perdono anche quel poco che devono prendere. Dentro tutto è positivo, ci sono palazzi in centro a Vicenza, ci sono case, ville, c'è un tesoro. La Bad Bank, che è la stessa operazione che hanno fatto con l'Alitalia, hanno fatto la nuova società Alitalia, che poi gli azionisti hanno provveduto a fare praticamente fallire, e in questo momento, non so se avete notato, non se ne parla più, stranamente, e questo fa parte dell'informazione dei giornali. Noi abbiamo l'informazione che proprio viaggia al pressappoco. Quindi la banca vecchia gestirà tutti i debiti e dentro quella banca ci saranno i correntisti. Io avrei preferito, come istinto normale suggerito da Papa Francesco, di mettere i correntisti nella nuova banca, che naturalmente aveva ancora delle risorse e probabilmente sarebbero entrati volentieri a far parte anche della San Paolo, no? E invece lasciare a chi? Che cosa? Perché poi la Bad Bank sarà in qualche maniera sistemata coi soldi dei cittadini italiani. E quindi, allora, stranamente il correntista ha già pagato, il socio delle popolari ha già pagato, perché ha perso tutti i valori delle sue quote e perderà anche questi accordi, perché se la banca va in questa direzione, dovesse fallire, perde anche tutte le eventuali transazioni che sono state fatte fino adesso. L'altro aspetto è che non possiamo pensare che i cittadini italiani paghino, e quindi lo stesso azionista virtualmente paga due volte. Paga perché ha perso le azioni e paga indirettamente, inconsciamente, perché come cittadino italiano contribuirà a questa Bad Bank che non si capisce che senso abbia. E dopo cercheremo di capire. Abbiamo un altro telespettatore in attesa. Buonasera, il suo nome, da dove chiama gentilmente? Buonasera, io chiamo da Fonte. Sì? Mi chiamo Paolo, ho 70 anni. Prego signor Paolo, cosa voleva chiedere? E volevo portare la mia testimonianza. Nel 2014, su consiglio della Popolare di Vicenza, di un suo dipendente, ho fatto un investimento di 25.000 euro in azioni, con 5.000 euro di obbligazioni. Nel 2015
Ho perso tutto, obbligazioni, azioni, mi sono affidato a un'associazione dei consumatori seria e con dei legali sono arrivati, la parola esatta no, io ve la dico, lockdown, adesso voi potete correggermi su questo, e mi hanno riconosciuto il 30%. Ad oggi sono stato informato che quel 30%, grazie al nostro governo, non mi viene dato. Quelle 520 azioni che io ho, a voi che siete dei professoroni, avvocati, avete studiato, fra parentesi, quei soldi a me stanno qua sul gozzo perché me li ha lasciati mia madre, vedova a 29 anni, con 2 figli piccoli, il sottoscritto di 2 anni e un altro di 6 anni, e me li sono trovati in banca. Per me hanno un valore grandissimo, al di là di quello che può valere il denaro. Cosa devo farmene? Una risata? Grazie, adesso proviamo a darle una risposta. Vuole rispondere lei, Ugone? Purtroppo mi tocca. Io ho un'associazione e mi vanto, no? Per mia fortuna ho un'associazione di piccoli azionisti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Abbiamo iniziato una lotta 2 anni fa contro un colosso, contro dei colossi, e il problema oggi è esattamente quello che ha detto il telespettatore di prima. Concordo con tutto quello che è stato detto ovviamente, ma soprattutto con il fatto che l'informazione è così parziale in questo paese che diventa disinformazione, no? Con questo decreto, allora, il problema dell'Ombudsman qual è? Sono degli organismi di mediazione, anche noi abbiamo vinto delle sentenze Ombudsman, però la banca non era obbligata a rispettarle, quindi non ha aderito, no? Di conseguenza non ha pagato quello che in realtà doveva pagare. Bene, siamo andati in tribunale per far rispettare quello che Ombudsman aveva deciso. Nel momento in cui il tribunale ci sta dando ragione e dice alla banca dovete pagare, arriva il governo che con questo decreto congela tutte le cause in essere e annulla qualunque possibilità di poter far causa all'istituto. Questa è la verità ad oggi ed è scandaloso perché si scavalca la Costituzione. I diritti prestabiliti dal Codice Civile vengono annullati con una pugnalata che il Consiglio dei Ministri dà alle spalle dei risparmiatori, il Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e domani chissà di quale altra banca, perché qua si sta facendo gli interessi di un privato che con i soldi pubblici acquisisce una banca, ok? Una banca acquisita con soldi pubblici, togliendo il diritto ai cittadini di vedere in tribunale concretamente far valere le proprie motivazioni. Laddove noi stavamo vincendo non possiamo più vincere perché questo decreto ci cancella, ci annulla. È uno scandalo, come ha detto il telespettatore di prima, non va votato alla Camera. Noi abbiamo scritto ai deputati, scriveremo ai senatori, scriveremo ai capigruppi. Questo abominio non si fa neanche nelle dittature dell'Africa subsahariana. Hanno preso i nostri diritti del codice civile, li hanno cancellati perché stavamo vincendo, eravamo diventati un problema, ci hanno cancellati, tolti. Voi dovete spiegarmi come fa una banca che 3 mesi fa dona 600 milioni in giro per i vari contenziosi che ha, no? A 9 euro l'una, e l'indomani essere dichiarata in liquidazione. Ma di cosa stiamo parlando? È evidente che c'è qualcosa che non va in tutto questo, no? Per di più, Intesa non acquisisce perché 50 centesimi non si paga, si regala. Prende con le firme a garanzia del governo, quindi gli italiani pagano perché Banca Intesa acquisisca le parti buone di Popolare di Vicenza. Le dico già che noi abbiamo guardato questo decreto, lo abbiamo letto e facendo i conti della serva, come si dice da queste parti, abbiamo capito che qualunque altro istituto sano avrebbe potuto fare la stessa operazione con meno costi, perché in realtà Banca Intesa ci guadagna anche uno sgravio
di tasse da questa certo, situazione e mette in cassa in pre-pensionamento anche dei suoi certo, quindi ne approfitta per, quindi una qualunque BCC che avesse potuto farlo, se il governo glielo avesse permesso, avrebbe potuto fare la stessa operazione facendocela pagare come Stato a meno. Ma lo scandalo, ripeto, è che in questo Stato un Consiglio dei Ministri guidato da Gentiloni, che non so a chi risponda perché di sicuro non risponde ai cittadini italiani, okay, ha cancellato delle pagine di diritto costituzionale. E domani cosa succederà? E con chi? È ora di dire basta. Ecco, a questo proposito adesso vi propongo un intervento di Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 Stelle, che racconta un po' questa vicenda del decreto di Intesa San Paolo. Ascoltiamolo assieme. Noi abbiamo avevamo due banche importantissime, Popolare di Vicenza, il cui capo per 20 anni è stato Gianni Zonin, attualmente sotto indagine per una serie di reati, e Veneto Banca, il cui capo è stato Vincenzo Consoli. Tra l'altro Consoli è stato arrestato l'anno scorso appunto per una serie di reati. Queste due banche a un certo punto hanno maturato debiti impressionanti e siccome in questo paese le banche non possono fallire, è intervenuto lo Stato italiano con dei denari pubblici provenienti dalle tasse di tutti noi cittadini per far cosa? Per regalare le parti buone sia di Veneto Banca che di Popolare di Vicenza a un grandissimo gruppo bancario italiano che è Intesa San Paolo. Non soltanto gli ha regalato queste due banche, pensate che Intesa si è comprata queste due banche, anzi ripeto, le parti buone, filiali, diciamo crediti che si possono recuperare in un certo senso, le ha pagate queste due banche, le parti buone queste due banche, €1, 50 centesimi Veneto Banca e 50 centesimi Popolare di Vicenza. Ma dato che evidentemente non bastava, Intesa San Paolo, che ha scritto il decreto, dobbiamo capire che in questo paese la partitocrazia si è trasformata in bancocrazia, no? I decreti legge venivano scritti nelle segrete stanze dei partiti politici che avevano ormai preso il posto di fatto delle istituzioni. Oggi si è trasformata la Repubblica Italiana in una vera e propria bancocrazia. Questo decreto su queste due banche è stato scritto direttamente da Intesa San Paolo, altrimenti non ci sarebbe nessun'altra spiegazione. Intesa si è beccata le parti buone di queste due banche ad €1 e si è beccata subito anche 5 miliardi di euro di soldi pubblici che provengono appunto dalle tasse di tutti noi cittadini a fondo perduto. Cioè il governo gli ha regalato soldi nostri a Intesa San Paolo per prendersi le parti buone di queste due banche ad €1, 50 centesimi Veneto Banca e 50 centesimi Popolare di Vicenza. Ora però com'è possibile appunto che si sia arrivati a questo livello tragico appunto del sistema bancario italiano? Perché? Ripeto, coloro che devono controllare non hanno controllato e perché sono state fatte operazioni incredibili appunto dai vertici Zonin, Consoli e tanti altri di queste due banche. Ecco, questa è una parte, dopo ne sentiremo un'altra di questo intervento di Alessandro Di Battista. Professor Greco, allora, qui Di Battista dice il decreto è stato scritto da Intesa San Paolo, perché qualsiasi altra banca avrebbe potuto... Non lo so, Di Battista è un onorevole della Repubblica e quindi probabilmente sa bene come avvengono queste cose. Io in questa trasmissione qualche tempo fa avevo detto che nel paese in cui all'inizio degli anni 2000 c'è stato il più grande scandalo finanziario del mondo in proporzione alla dimensione finanziaria del paese, cioè Parmalat, e a ruota c'era stato, anzi prima c'era stato il caso di Cirio, eccetera, eccetera, eccetera. Noi queste cose ce le siamo dimenticate, tanto che oggi probabilmente qualche spettatore, soprattutto quelli che hanno il problema delle azioni, dicono ma chi si interessa, adesso sta parlando di cose di 15 anni fa. No, il problema è proprio quello. Perché non è mai stata fatta, se fosse successo negli Stati Uniti, che ha una serie di problemi, anche lì ci sono le lobby che scrivono le leggi, la differenza è che è molto più trasparente, però negli Stati Uniti quando succedono questi crack, che cosa succede? Si fa una commissione d'inchiesta che non ha lo scopo di dire ai correntisti, ai risparmiatori, ma adesso vi daremo qualche regalia, no, ha lo scopo di identificare quali sono i pezzi di meccanismo che non funzionano per fare una nuova legislazione che avrà lo scopo di evitare che domani succeda. Quindi se 15 anni fa si fosse fatto così, oggi avremmo avuto altri problemi, ma almeno non avremmo avuto lo stesso problema di 15 anni fa, che qual è? Perché i telespettatori che hanno telefonato e gli associati delle varie organizzazioni hanno comprato quelle azioni. Qual è il problema? Qual è il nucleo problematico? Il nucleo problematico è che si andava in banca e
a chi non sapeva che cosa si stava comprando venivano proposti dei prodotti finanziari rischiosi, primo. Secondo, venivano proposti promettendo dei vantaggi su altri prodotti finanziari, secondo. Queste sono cose illegali, ok? Questo è quello che è successo. Ecco perché oggi noi abbiamo dei risparmiatori che hanno comprato delle cose che non dovevano comprare. Di tutto stiamo parlando in questo paese adesso, tranne che di questa cosa qui. E allora noi siamo destinati a ripetere questa cosa nel futuro. Allora, non è che Banca Intesa scrive il decreto, solo Banca Intesa scrive il decreto, è che probabilmente c'è un problema più vasto di settore e di sistema. È vero, le banche contano veramente tanto in questo paese, tant'è vero che appunto si tutelano gli amministratori anche quando sbagliano pesantemente. Secondo me questa è la battaglia. Io lo dico perché chiaramente io capisco i risparmiatori che hanno perso i loro soldi e capisco che appunto il problema di faccio una battaglia legale, mi vedo un decreto che mi annulla le garanzie che avevo ottenuto in tribunale, questo è un problema. Però un intervento a gamba tesa su tutti sì, però non vorrei che su un problema molto importante per migliaia di famiglie, qualche decina di migliaia di famiglie, sfuggisse l'altra questione. L'altra questione è che questi istituti bancari prestano al settore produttivo veneto. L'altra questione, la parte più grossa della questione, ripeto, non voglio sminuire quello che riguarda i risparmiatori, ma il problema grosso di queste banche è che prestano un settore e quei soggetti che hanno preso soldi da queste banche, che non sono riusciti a cambiare banca in questi ultimi anni, quali sono? Quelli più deboli. Sono quelle imprese che nel caso in cui questi istituti fallissero veramente andrebbero a carte 48. E quindi sarebbe peggio, quindi se dovesse... Allora, questo è il punto, Di Battista ha ragione su un punto. La cosa è fatta male, è scritta diciamo, c'è un conflitto di interessi enorme lì dentro, come purtroppo in tutti gli interventi in ambito finanziario e bancario c'è sempre, io questo ve l'ho ridetto l'altra volta e ve lo ridico anche adesso. Allora, il punto però è un altro, non è vero che gli sta dando solo gli attivi, gli sta dando una parte di attivi che sono i cosiddetti crediti deteriorati, alcuni dei quali sono crediti verso imprese, per intenderci, prestiti a imprese che producono, che funzionano, che se per caso intervenisse una situazione fallimentare per cui devi rientrare immediatamente, significherebbe un disastro non solo per i dipendenti delle banche, non solo per chi ha comprato queste azioni, ma anche per le persone che lavorano nelle imprese. Sarebbe ancora peggio. È un effetto di sistema. Allora, bisogna, purtroppo, con un unico strumento stiamo intervenendo su tutte queste cose qua e purtroppo si sta intervenendo sempre ad hoc. Questo secondo me è uno dei difetti. Su questo suo intervento volevo... Io sono d'accordo che fatta così è terrificante. Aggiungo solo un punto: nessun soggetto privato entrerebbe a comprarsi gli istituti di cui stiamo parlando se non sa come va a finire la storia con gli azionisti. Ecco, ovviamente lì sono intervenuti con l'accetta, probabilmente si poteva fare qualcosa di diverso. Dopo magari vediamo quali potevano essere... Io se posso, mi perdoni solo... Sì. Vi voglio sentire tutti e tre, Ugone, benissimo, Casa e neanche Armando. Prego. Se mi permette, allora, queste banche sono state fatte navigare nel mare più oscuro per 2 anni con delle gestioni assolutamente colpevoli e fallimentari. Ci hanno propinato queste gestioni come salvifiche dalla SPA in giù e noi eravamo contrari, sempre stati contrari e avevamo ragione. No? Dico di più, le aziende venete, e vi do questa informazione, sono in difficoltà perché molte avevano fidi con Intesa, Veneto e Popolare e questi fidi non ci sono più. Ma le associazioni di categoria non si fanno sentire perché il problema è dare fastidio al governo, no? Perché c'è sempre un po' di paura. È vero che in America funziona in maniera diversa, ma perché? Perché in America se il Parlamento non interviene le strade si riempiono, in Italia no. Vado avanti. Questo decreto non salva assolutamente nessuno, perché è scritto così male che le aziende in difficoltà, e ve lo posso scrivere e ci ritroviamo dopodomani, domani saranno ancora più in difficoltà di oggi. Ancora più in difficoltà di oggi, perché ci sarà meno disponibilità e meno liquidità.
È quello che ve lo posso garantire. Poi però avere ancora una volta ragione a posteriori sarà drammatico, perché saremo arrivati alla fine. Certo, professor Casa. Tutto questo perché è successo? Perché manca un controllo. Come fa? Qualcuno ha detto: ma come mai i cittadini si sono fidati tanto di queste due banche? Perché si sono fidati? Perché come fanno i cittadini a valutare una banca? Quando c'è una banca al di sopra delle parti che dovrebbe controllare e dire: questa banca fa così così, oppure pubblica o manda in procura della Repubblica delle situazioni per cui il procuratore si muove, e quindi c'è il tempo tecnico anche eventualmente di salvare la banca. Invece la banca è stata abbandonata, Banca Italia non ha fatto nulla, e questo nulla cosa vuol dire? Che ha danneggiato tutti. E allora, se non cerchiamo, come succede in America, le irresponsabili, è vero che fanno le commissioni, ma è vero anche che molto rapidamente fanno i processi e mettono in galera la gente. Allora c'è una sicurezza, c'è un rapporto diverso tra cittadino e banca. Poi, per carità, anche quel sistema non è perfetto, però sicuramente c'è il senso del diritto e il senso della proprietà che viene difesa negli Stati Uniti. In Italia no, ognuno viaggia per conto suo. Mi pare che l'altro giorno abbiamo visto sulla televisione il signor Zonin che girava per Monte Napoleone a fare shopping. Cioè, questo fa rabbrividire. Non è possibile che in Italia succeda questo, che abbiamo un governo che non fa nulla, salvo vantarsi di aver salvato il nulla e di aver messo in ulteriori difficoltà. È chiaro che una banca quando fallisce, o perché sostanzialmente sono banche fallite che si cerca di tenere in piedi, strascinano dietro sé tutta una situazione economica, e il Nord-Est era la prima situazione economica, l'eccellenza della situazione economica italiana, e queste lo stanno distruggendo. L'effetto ancora non lo possiamo vedere, ma sicuramente lo noteremo nei prossimi anni. Perché succedono queste cose? Perché normalmente si va a rapinare laddove ci sono i soldi. L'economia veneta è una buona economia, i risparmiatori veneti sono dei buoni risparmiatori, e dove si poteva andare a rubare? Naturalmente nelle popolari venete. Certo. Arman, ho visto che ha scritto. Sì, ho scritto perché il tema meriterebbe davvero delle ore per poter essere parzialmente affrontato. Qui noi ci troviamo in una situazione che merita una premessa fondamentale. Abbiamo uno Stato ed un governo bugiardo. Questa deve essere la premessa che ci consentirà di capire quello che è accaduto. Anche come tempistica. Allora, parto da lontano ma sarò veloce. Nel 2015 ci portano, attraverso il decreto Renzi, poi convertito a maggioranza, a trasformarci da società cooperativa a società per azioni senza darci la possibilità di recedere. Prima pesantissima deroga al codice civile. Noi eravamo vecchi soci della banca, quindi non abbiamo acquistato negli aumenti di capitale 2014, ma siamo soci di quella banca che era nata come banca cooperativa a sostegno del territorio, che sono state quelle banche che hanno permesso in qualche maniera il grande miracolo veneto del secondo dopoguerra. Dopodiché, sempre con grande urgenza, il governo, il sistema dell'informazione ed il sistema finanziario ha condotto i risparmiatori a dover fare un aumento di capitale che inizialmente era garantito da Unicredit e Banca Intesa, le quali avrebbero dovuto acquistare l'inoptato. Poi, in maniera del tutto singolare, si sottraggono senza pagare pegno e spunta Fondo Atlante. Fondo Atlante entra, impone un aumento di capitale fatto con una metodologia tale, misurata scientificamente, da estromettere i vecchi soci, non lasciando neppure la possibilità di intervenire impugnando le delibere, perché siamo sotto la quota del 5%, e diventa proprietario delle nostre banche spendendo una pipa di tabacco. Gestisce le banche per circa 18 mesi. In questi 18 mesi non fa nulla, tranne che
stimolare i risparmiatori ad uscire dalla banca, umiliando i risparmiatori e creando quel disamore nei confronti di una clientela che era altamente fidelizzata e che era il vero patrimonio delle banche. Quindi in 18 mesi queste banche sono state portate a svuotarsi, ma non per scelta, non per situazione del mercato, ma per volontà di coloro che l'amministravano. Io inviterei a trasmettere magari una sera un'assemblea di quelle tenute per dire dal dottor Dolcetta o dal dottor Mion che ho visto prima, per capire qual era l'atteggiamento di superiorità, di fastidio nel sentire e nel vedere gli azionisti in quella sala. È ovvio che la reazione è stata quella di allontanarsi come clienti e come investitori dalla banca. Questo lo comprende pure un bambino, non lo comprende il governo italiano. Poi c'è quell'altra operazione che è un'operazione farsesca, quella dell'offerta pubblica di transazione. L'offerta pubblica di transazione ci viene promessa per mesi, dopo improvvisamente, dopo essere stata promessa come tavolo di conciliazione, viene imposta e lo stesso Mion dice a muso duro o così o niente, perché qua comandiamo noi. Consideriamo che nel frattempo le azioni erano già crollate, le azioni erano già a 0,10, ma di fatto le azioni non valevano nulla perché nessuno le avrebbe mai comprate, ma in se stessa la banca aveva ancora dei contenuti di valore, perché sono banche fortemente radicalizzate e nei confronti delle quali c'è ancora un grandissimo senso di riconoscenza per quello che hanno fatto su questo territorio, e noi l'abbiamo fatto presente alle banche nel corso delle assemblee, l'abbiamo fatto presente al governo dicendo: governo, queste banche noi possiamo rilanciarle perché come associazione dei risparmiatori possiamo riportarti dentro i clienti, senza clienti le banche non vanno da nessuna parte, se non rientriamo le banche ripartono. Il governo e le banche non hanno voluto questo aiuto, hanno fatto un'operazione davvero fastidiosa nello stile e per le spese e per le modalità dell'offerta pubblica di transazione, dove hanno stressato i risparmiatori con tecniche da stalker, per le quali ci sono anche denunce che sicuramente saranno archiviate perché evidentemente le guide in stato d'ebbrezza rappresentano un pericolo più consistente per quella che è la sicurezza della nazione, e questa operazione è stata sostenuta da un ragionamento e lo possiamo trovare negli scritti della banca. I risparmiatori devono comprendere che questa è un'operazione fatta per aiutare il territorio, perché le banche possano ripartire. Finita l'operazione, le banche non ripartono più. Allora, di tutta fretta ci ritroviamo dentro ad un nuovo vortice col ministro Padoan che non dice nulla, scuote la testa e dice: stiamo trattando nelle sedi appropriate. E quali sono le sedi appropriate? È evidente che se noi portiamo una banca dopo 2 anni di inattività di fronte ad una qualsiasi persona che non ne capisce di banca, ma che ne capisca di casolino, cioè un casolino sa che se nessuno entra in bottega il casolino deve chiudere, e quindi quando sono andati di fronte alla BCE, la BCE gli ha detto: ma questa banca che possibilità ha di poter ripartire se non ha clienti, se ogni mattina vengono chiusi conti, se sono usciti 20 miliardi di deposito nel corso di 15 mesi, se sono usciti 500.000 contratti che sono andati ad arricchire Banca Intesa, che è colei che poi la compra. Ed allora ci ritroviamo che siamo stati condotti attraverso un disegno preordinato, scansionato da passaggi importantissimi, ad una situazione di fallimento. Una situazione di fallimento, attenzione, che noi andiamo a subire sulla scorta di tutta una serie di numeri che ci forniscono soltanto questi signori e che nessuno ha la possibilità di verificarli, perché io credo che neppure il professore, che mi sembra ben informato, abbia davvero sotto gli occhi la situazione delle banche. Noi non sappiamo chi siano i debitori, quali possibilità ci siano di recuperare i crediti incagliati, quanti derivati ci siano all'interno di queste banche, quali siano stati i movimenti nel corso del 2016-2017. Come si fa a fare una valutazione di questo tipo? Ci stanno prendendo per il naso. Luciano Greco. Sì, no, penso che stiamo toccando il punto centrale della questione. Io solo una premessa importante. Qui onde evitare di fare, faccio sempre un po' l'avvocato del diavolo, di allisciare il pelo sempre ai telespettatori. Le banche sono state amministrate dai veneti, cioè non viene dallo spazio il problema viene, il signor Zonin è un personaggio che quindi anche quel modello lì
che funzionava bene aveva delle importanti storture nel fatto che c'erano delle imprese che lavoravano per altre imprese. Zonin è un sistema, non è solo Zonin, anche Veneto Banca funzionava così, come tante altre banche nel nostro paese, non soltanto in Veneto. Questa è la premessa che ha indebolito il settore bancario veneto e ovviamente poi funziona così, che quando le banche sono deboli, quelle un po' più forti dice adesso aspettiamo un attimo che le tiriamo un altro più giù e facciamo l'operazione. Dello Stato in questa ma ci arrivo, di mercato. Ecco, io vorrei che, è importante, così, anche prima, la mia affermazione non è il decreto funziona così, la domanda è che cosa c'è di buono, non di buono nel decreto no, ma qual è il problema che si deve risolvere? Allora, anche in questo caso, io non sto dicendo che quindi è giusto ammazzare le due banche venete, sto dicendo che tutte le economie, questo vale per l'Italia, vale per tutti i paesi, che si autoindeboliscono si mettono nelle mani degli altri. Questo è il primo punto, questo è un punto importante perché tutte le soluzioni devono cercare di risolvere questo problema qui anche. Quindi qui c'è un problema di elite dirigente economica e politica di questa regione. Primo. Arriviamo al dunque, e qui sono d'accordo, cioè lo scopo delle autorità di vigilanza e governative sarebbe quello di intervenire presto e bene, cioè non è che aspetti 2 anni eccetera, e quindi qui sì, non si può dare il salvacondotto a chi ha gestito, io su questo sono, ma non si può per 2 motivi, primo per i motivi che riguardano chiaramente chi oggi è in contenzioso con queste banche, quindi che vede, diciamo, adesso vedremo insomma come va a finire, non si sa mai. Secondo, perché per il futuro, pro futuro, fare questo tipo di salvacondotto genera in me che diventerò amministratore domani di una banca, dico vabbè tanto insomma gli hanno fatti a quello lì, adesso me lo faranno a me, per cui è lo stesso problema di Parmalat, cioè il fatto che Parmalat ha voluto dire 15 miliardi di euro distrutti in una notte, in poco tempo. Da chi? Uno solo è andato a finire, 2 o 3 sono andati a finire in carcere per questa cosa qua, adesso è tra l'altro con pene miti, come diceva giustamente l'avvocato. Questo paese si deve svegliare, noi passiamo ore e ore a discutere di reati, per carità importantissimi socialmente, anche riprovevoli, tutto quello che vogliamo, ma qui sono posti di lavoro, sono decine di migliaia di persone, allora questo è un po' il punto. Allora la commissione d'inchiesta su questi temi serve per fare degli interventi che non siano ad hoc, uno col contagocce, insomma, uno ogni 3 mesi, uno ogni 2 anni, eccetera, perché poi vengono fatti male. Cioè, la Commissione deve lavorare anche se... La Commissione serve a dire, allora, qui le storture sono queste qui. I dati ci sono, perché i dati sulla struttura dei crediti erogati da queste banche ci sono, ovviamente le autorità di vigilanza ce le hanno. Allora questa questione qui io sono d'accordo su questo punto qui, cioè se posso dire brutalmente, è la partita dei soldi, è persa. Qui è una partita invece di cercare di rimettere in sesto la barca e far pagare chi deve pagare. Quindi giusta la questione della trasparenza su quali sono, diciamo, i soggetti che hanno beneficiato di più di questo sistema. Ricordavo, e torno a ricordarlo, che al fondo di tutta questa questione, onde evitare di pensare che sia solo il problema gravissimo, ripeto, delle decine di migliaia di famiglie che hanno perso i loro risparmi in questa operazione, ma al fondo della questione ci sono quei cosiddetti non performing loans, quei crediti deteriorati, che sono imprese, sono persone che lavorano, sono persone a cui non è vero che non può andare peggio di così, andrà peggio di così, molto peggio. Andrà peggio di così. Allora, andrà peggio anche a noi per la ricaduta sul mercato immobiliare. Certo, quindi hanno condotto la situazione al massimo del peggio. In questo senso, ecco, qui sì, qual è la parte negativa di questo decreto, secondo me? Averlo negoziato con una banca, punto e basta, perché qui il problema fondamentale è che normalmente queste cose qui si fanno con un po' di trasparenza. Qui il decreto è stato negoziato sostanzialmente con una sorta finta di gara. C'è qualcuno che ha fatto il furbo? Ha fatto il furbo. Il problema, le azioni salgono in borsa d'intesa perché quando crei un contratto in cui dice
io prendo per 50 per €1 queste due banche, benissimo, dentro mi tengo in pancia, perché la spiegazione dell'euro è questa qui, che dentro mi tengo nella pancia della banca questa cosa che non si capisce quanto vale, che sono i cosiddetti crediti deteriorati, nella che è una cosa che va digerita. La bad bank non contiene i crediti deteriorati. Il punto è che questa parte qua non sa nessuno quanto vale, questo è il punto problematico, ma non è solo un problema italiano, l'Italia ce l'ha particolarmente questo problema. Allora, non è scritto bene cosa rimane a me, cosa rimane a te, lo scriveremo dopo, questa è la parte negativa di questo modo di agire, e anzi Banca Intesa ha detto al governo: attenzione che se ho i contenziosi con gli azionisti io non me la prendo, se non mi passi il decreto quello lì io non me la prendo. Quindi, però il punto fondamentale è che il ricatto è un ricatto sul sistema produttivo veneto, cioè non è un ricatto, purtroppo lo dico, non è un ricatto sugli azionisti. Fosse stato per gli azionisti la questione era già chiusa. Ecco, ma tutte le proprietà... Professore, lei ha centrato esattamente il tema. Cioè gli azionisti sono, adesso mi dispiace, sono il minore dei problemi perché... Sì, è un piccolo problema e non si vuole risolvere perché c'è il grande problema dietro. Insomma, cioè, è un piccolo problema. Con tutta la gravità della questione. Lei ha portato come esempio la Parmalat, no? Perché lei pensa che il signor Tanzi sia responsabile di quello che è successo? Assolutamente. Chi era? Ci sono le banche che avevano venduto i prodotti, ma lì c'è tutto c'era chi è l'ideatore dell'operazione Parmalat? 1989-1993. Un certo amministratore, direttore finanziario dell'ENI. Sì, vabbè, quello è l'esecutore materiale, ma bisogna avere è l'uomo ombra, Fiorini. Fiorini è quello che organizza tutto, perché in quel momento Tanzi era potenzialmente già fallito. 1989 Tanzi è fallito. Recuperano tutta la struttura, perché è una struttura che può dare addito, può creare un plus valore, e lo creano artificialmente. Dopodiché abbattono tutto e si tengono i soldi, no? Lei pensa che il genio della Popolare di Vicenza sia il signor... No? Ma io quello che voglio dire è... Quindi ci sono delle persone dietro che hanno già manovrato tutto, e non a caso la Popolare viene presa da una banca più grande che ha più respiro e ha già organizzato tutto. Se il decreto è stato scritto dalla San Paolo, evidentemente sapevano già dove volevano andare a finire. E l'altro aspetto è che le banche devono andare male, cioè sono state abbandonate deliberatamente. È progettato, perché sennò altrimenti non si può far chiudere una banca così d'improvviso, deve autosoffocarsi, c'è una sorta di lento strangolamento, perché poi alla fine io quando è ben cotta io la mangio meglio. Professore Guardi, mi consente se intervengo. Qui ci stiamo avvicinando, per merito del professor Greco, al tema di fondo. Questa è un'operazione finalizzata a controllare la piccola e media industria veneta, e sono riusciti a farlo praticamente a costo zero. E il condurre queste banche ad una situazione di non ritorno, perché probabilmente è vero che oggi non ci sarebbe stata una soluzione diversa, perché è stata condotta passo passo a questa situazione. Acquistare tutte le linee di credito con la piccola e media azienda in una società come quella veneta, dove si è banco dipendenti praticamente tutti quanti, comprese le famiglie, vuol dire avere il controllo della società, degli uomini, della vita politica e sociale di questo territorio. Noi in questo momento abbiamo cambiato padrone. Oggi abbiamo un padrone che è al di fuori del Veneto. Prima avevamo dei padroni, posso concordare con l'analisi del professore, dei padroni inadeguati, forse culturalmente non adeguatamente preparati per affrontare dei temi di questo tipo. Oggi abbiamo dei padroni che non sono più padroni interessati alla nostra economia. Erano delle teste di legno come era Esattamente, ma oggi ci troviamo con dei padroni che non sono più padroni
veneti, sicuramente sono padroni in parte italiani, probabilmente sono padroni internazionali. Abbiamo perso il controllo del territorio. Tutto questo sotto gli occhi della politica, che si è lasciata giocare in questa facile partita a scacchi per non aver avuto il coraggio di guardare la scacchiera, perché era semplice capire la manovra. Allora, io vi faccio una domanda: perché non è stato seguito lo stesso iter che ha seguito il Monte dei Paschi di Siena? Perché gli obiettivi erano diversi, no? Evidentemente. No. Obiettivi diversi, cure diverse. Monte dei Paschi di Siena viene ricondotto alla Lega delle Cooperative e al PD. Bravissimo. Ugone, che da un po' che vuole intervenire. La verità di quello che ha detto il dottor Case è enorme. Allora, noi tanti piccoli azionisti, che siamo il minore dei problemi, come dice l'avvocato del diavolo, no? Simpaticamente, dobbiamo pagare pegno, perché se noi avessimo la facoltà di far rivedere e rispettare i nostri diritti in tribunale, verrebbe fuori la verità sugli NPL, sulla gestione e tutto quanto il resto, perché all'interno di quella banca noi li abbiamo guardati gli NPL. Io sono stato in banca, ho firmato anche una lettera di riservatezza per non dire quello che ho visto. Sono state finanziate aziende vuote, dentro quegli NPL non c'è quasi nulla se non quello che porterà a casa Banca Intesa. Questa è stata una manovra, questa è stata una porcata contro i cittadini e contro il territorio e contro le sue aziende, solo che i cittadini adesso ne hanno le scatole piene. Noi lunedì, giusto per sensibilizzare la Camera, abbiamo indetto, c'è sul nostro sito e sulla nostra pagina, una giornata di disobbedienza civile. Per chi non sa cosa è la disobbedienza civile, venga giù in centro a Vicenza che glielo spieghiamo, saremo lì presenti e glielo spieghiamo, perché devono capire, e io faccio anche nomi e cognomi perché tanto non ho paura di dire la verità, no? Persone come il sottosegretario Baretta devono capire che raccontare cavolate, soprattutto a persone come me che non hanno nulla da perdere, solo la propria faccia, è un problema, perché il sottosegretario Baretta è venuto a dirci che facevamo bene a non accettare i 9 euro di transazione quando abbiamo detto di no, perché erano una miseria, e oggi sul Corriere della Sera 2 giorni fa ci attacca dicendo abbiamo eliminato quelli che non si accontentavano. Troppo comodo, sottosegretario, abbiamo ancora un conto aperto, in qualunque partito lei si siederà io non lo voterò, lo sappia, e lei è solo il primo della lista, per chiunque voterà questa schifezza avrà le conseguenze. Ma là c'è del grottesco in tutta questa vicenda che io voglio segnalare. Allora, correttamente il professore dice, attenzione, queste banche erano amministrate da veneti, quindi passa quel messaggio veneti che frega i veneti, che è parzialmente vero, professore, perché Andrea Monorchio, che era vicepresidente, tanto veneto non era, e di certo non è stato attratto dal fascino del Zonin, come scrive qualche giornalista dell'Espresso e della Repubblica, perché penso che Zonin fosse un uomo capace, ma non avesse quel potere, quel carisma da attrarre uomini dello spessore del Monorchio. Quindi tanto veneti non erano. Ma adesso il grottesco è che il ricompattamento all'interno del PD, in vista dell'approvazione di questo decreto sconcio, da chi viene fatto fare? Dal sottosegretario veneto, cioè è il nostro sottosegretario che va a convincere i propri colleghi del PD che bisogna votare faccia il nome, bisogna Barretta, sottosegretario Barretta, Pierpaolo Barretta, che va a convincere, l'abbiamo letto su tutti i giornali, da Veneto va a convincere i parlamentari di ricompattarsi per votare questo decreto, che evidentemente è uno sconcio dal punto di vista giuridico. Io l'ho definito un provvedimento che di fatto è un colpo di Stato, e vedo che insigni giuristi ben più preparati di me cominciano a condividere l'idea, ma che sicuramente è uno schiaffo al buonsenso, al di là di tutti gli altri aspetti giuridici. E chi lo fa fare? Ad un veneto. Un domani quale sarà la successiva battuta? Perché ancora ho in mente la riunione monotematica fatta sulle banche in Consiglio regionale, dove gli esponenti del PD altezzosamente rinfacciavano agli esponenti di maggioranza: da dovete smettere di parlare del Veneto come entità differente o superiore. Adesso i veneti hanno fregato i veneti, siete come tutti gli altri italiani. Io non voglio andare a sindacare l'affermazione, però trovo singolare che un veneto si ponga in questa condizione, in questo momento, di andare a convincere di approvare un provvedimento che evidentemente è contro il Veneto. Un domani quale sarà la battuta? Fermi là ragazzi, vi siete giocata in casa, veneti co veneti, vi siete fregati fra voi, e Roma se ne lava le mani.
Pecunia non olet. Sì, no, io sono d'accordo, non sarei così, diciamo, liquidatorio nei confronti della testa di legno, ci sono degli arricchimenti personali, Zonini si è arricchito personalmente, gli altri membri del consiglio di amministrazione di queste banche si sono arricchiti personalmente. Ma parliamo di miliardi, sa, professore? Parliamo di miliardi. Parliamo di miliardi. No, ma questo è importante perché secondo me il deficit che c'è in questo momento in questa regione è un deficit di classe dirigente, cioè la storia viene raccontata come l'invasione, e vabbè, in parte potrebbe essere, eccetera, viene raccontata come ci stanno derubando le cose, ma il sistema politico è articolato, è complesso. Allora Tizio non sta facendo il proprio dovere, ma un accordo bipartisan, diciamo, a tutela delle categorie economiche e delle famiglie è improducibile in questa regione? Questo secondo me è il problema, cioè le associazioni di categoria, le associazioni di tutela, che insomma, immagino state cercando di fare questa operazione, eccetera, l'operazione da fare non è tanto la sigla A piuttosto che la sigla B, i rappresentanti del nostro territorio insieme fanno qualcosa su questo tema o no? Ovviamente aggiungo un punto, è chiaro che uno dei problemi più grossi che abbiamo è che noi purtroppo i rappresentanti non li eleggiamo. Questo è il problema. E questo è l'altro problema. Perché se eleggessimo singolarmente il parlamentare, come una volta, ovviamente sarebbe molto più semplice dire guarda quello che lei ha detto adesso è un po' no, è giusto, però è molto più complicato dire chissà dove ti viene a candidare, non so qual è il meccanismo, ma guarda che ti vengo a inseguire. Ma quel meccanismo lì è lo strumento, l'unico strumento che può avere il territorio per avere un rigurgito di classe dirigente che dice no, c'ho un problema, lo devo risolvere. Insomma, stiamo parlando di una regione che è una potenza economica e anche non è mica una piccola regione, cioè una regione che ha più di 5 milioni di abitanti. L'unica cosa che dico è questa, dopo chiudo così perché abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire. Io dico solo una cosa, io non mi voglio fustigare perché questa terra è data in Natalia Zonì, il bello e il brutto c'è dappertutto, c'è anche in Veneto, l'abbiamo scoperto, ben venga, ma io non brucio tutto il Veneto per aver dato di Natalia Zonì. Sodoma e Gomorra non funzionano al contrario in questo caso, no, lo dico come idea generale a tutti quelli che ci ascoltano. Dopodiché l'altra cosa che voglio dire è possiamo pensare che questo decreto sia invotabile, perché poi se io aspetto che le categorie economiche si facciano vive, io le dico un'altra cosa, ci sono categorie e responsabili di categoria che sono stati finanziati da queste banche e hanno degli NPL inesigibili perché abbiamo visto le carte, quindi ci aspettiamo che i nostri rappresentanti finanziati da queste banche dicano no, attenzione, qua c'è qualcosa che non va. Sa cosa ho capito io? Questa è una regione dove Friuli, Veneto, Toscana ci si tira sulle maniche. Bene, se vogliamo farci rispettare, tiriamoci sulle maniche e bisogna cominciare a pretenderlo, cioè scendendo in strada nelle manifestazioni che abbiamo fatto e che faremo e dire signori cari, vi guardiamo in faccia, votate questa porcata, ci ricorderemo, non vi voteremo più, il primo nome è Baretta, bene, il secondo nome qual è? E giù con la lista, e lo faremo, siamo stati minacciati anche, ci hanno non minacciati proprio in maniera esplicita, si dice avvertiti di abbassare i toni, non lo farò mai, finché non giungo alla verità, poi la pagherò, non importa, ma almeno con la coscienza a posto. Sentiamo il signor Luciano che è in attesa da un po' e che vuole intervenire. Pardon. Buonasera signor Luciano. Buonasera a voi. Lei chiama da dove? Chiamo da Vicenza. Prego. Ma però non chiamo proprio per parlare di Banca Popolare. Cosa vuoi chiedere allora? Del Veneto. Nessuno si è di questi discorsi che avete fatto, tutti quanti dei discorsi esatti, però lo diciamo o no? Che da Roma non ci puniscono perché viene fatto un referendum per il Veneto? Questa è la... sentiamo, abbiamo anche un altro telespettatore, lo facciamo intervenire subito perché siamo in zona Cesarini. Signor Gianfranco, buonasera signor Gianfranco, lei chiama da dove? Pronto? È caduto?
Signor Gianfranco è caduto, cercheremo di recuperarlo. Armanas vuole rispondere? A questo punto è un tema che mi è caro perché le mie simpatie per questa terra credo siano note a tutti e mi pare di comprendere che anche il professore, ancorché la sua parlata non denunci un Natale qui, ci tenga molto a questo territorio. Io penso che bisogna abbandonare questo approccio vittimistico. E Roma fa Roma. Banca Intesa fa Banca Intesa, noi veneti dobbiamo fare i veneti, se vogliamo, o dobbiamo fare le persone oneste, le persone per bene, le persone responsabili, le persone che sanno difendere i propri diritti e non chiedono di essere difesi da mercenari che vengono da fuori. Noi in questo momento abbiamo un problema su questo territorio e lo dobbiamo affrontare noi. Io ce l'ho per esempio non tanto con Roma, che di fatto non ha mai avuto grandi simpatie per il Veneto, e questo per chi ha studiato un po' la storia dovrebbe risultare evidente, ma io ce l'ho con tutta quella parte di gente veneta che invece di rendersi conto di quello che sta accadendo, e come ha detto correttamente il professore, il problema dei risparmiatori è la parte più piccola del problema, mi investe personalmente, un grande problema per me, però avverto chiaramente che il grande problema sarà un altro, sarà gli NPL, sarà la caduta del valore degli immobili, sarà l'invasione conseguente, il crollo dei prezzi degli affitti e tanti altri ragionamenti che si potrebbero sviluppare. Ma i veneti vogliono cominciare a svegliarsi e difendere i propri diritti o pretendono di poter andare avanti in eterno lamentandosi dicendo che gli altri sono cattivi nei loro confronti? Allora, quando noi abbiamo fatto la manifestazione a Vicenza eravamo in 1.500 circa, mi dice Ugone, noi ne avevamo contati 1.300 qualche cosa. In piazza. Attorno alla piazza c'erano circa 400-500 persone di quella che io chiamo la spritz generation, cioè di quelle persone che non si interessa di nulla, sta là a sorseggiare lo spritz, a guardare il mondo che gli passa di fronte e lo guarda con sufficienza. Ma sta gente non si rende conto di che cosa sta succedendo. Sta spritz generation si vuole rendere conto che quella vita che sta facendo ora al di sopra delle proprie possibilità è sulle spalle degli anziani, di coloro che percepiscono una pensione, di quelli che avevano accantonato dei soldi in banca che oggi non ci sono più e sono indirizzati pesantemente verso un decadimento di qualità della vita pesantissimo nel giro di pochi anni. Se non se ne vogliono rendere conto loro, non si possono lamentare nei confronti di Roma o nei confronti del mondo della finanza. La finanza internazionale e nazionale fa la propria parte, noi dobbiamo fare la nostra. Se noi non ci difendiamo... Professor Greco, questa spritz generation. Secondo me non è solo la spritz generation che comunque esprime bene il concetto, io condivido pienamente, cioè secondo me è il problema, io appunto come mi coglie molto correttamente, sono nato al sud e secondo me questo modo di fare, tipo dire ma ci stanno punendo perché abbiamo fatto il referendum, questo è tipicamente il modo di lamentarsi diciamo di chi è assistito. Bisogna smettere di essere assistiti. Cioè questa non è una regione di assistiti, non era, insomma adesso. Quindi quando uno dice che il nemico è l'Europa, il nemico è la cosa, quando chiaramente il problema è stato generato sul territorio, quindi qui c'è un problema di capacità della classe dirigente territoriale e se serve, diciamo, bisogna andarla a prendere a casa, insomma, con le buone chiaramente, con le... Senta, professore, volevo chiederlo prima, ma non c'erano altre soluzioni a questo decreto? C'erano delle soluzioni diverse che si potevano percorrere? Soluzioni diverse sì, il problema, e l'abbiamo più volte detto, è che ovviamente è come quando uno ha una malattia, insomma, se procrastiniamo, facciamo altro invece di curare, alla fine la cura diventa sempre più invasiva e sempre più dannosa, insomma, da altri punti di vista. Personalmente penso che senza risolvere in maniera strutturale la questione delle NPL, dei crediti deteriorati, allora la cosa che si poteva fare in Italia era questa, visto che tutte le banche hanno il problema dei crediti deteriorati, la Commissione europea e l'autorità di vigilanza sulle banche in Europa studia delle ipotesi di creazione di agenzie che prendano su di sé, quindi una sorta di bad bank di sistema. Adesso a Roma l'altro giorno c'era al Ministero un convegno in cui si parlava di questo tema qui. L'agenzia, diciamo, europea che si occupa della vigilanza bancaria dice proponiamo agli Stati di dotarsi di questo strumento. Allora, che cosa vuol dire? Che un'unica agenzia finanziaria si prende tutti questi NPL, perché questi NPL non si sa quanto valgono, e valgono troppo poco per fare come si fa negli Stati Uniti e rivenderli sul mercato. Allora ne fai una
sussidiata, però si fa per tutti, e a quel punto diventava meno costosa l'Etruria, diventava meno costoso il Monte dei Paschi di Siena, diventava meno costosa l'operazione diventava un'operazione di sistema. Si può ancora fare, però ovviamente più tempo passa peggiore, quindi l'approccio era quello, visto che il problema dell'assetto patrimoniale di queste banche è nei non performing loans, ovviamente facciamo questa operazione. Prevengo la cattiva idea che però già c'ha ragione. Perché non si fa un'operazione di questo genere? Perché ovviamente a quel punto deve andare a vedere cosa c'è dentro, non solo qui, non solo a Vicenza, non solo a Veneto Banca, deve andare a vedere cosa c'è qui dappertutto. E questo probabilmente è uno anche nel Monte dei Paschi. Perché non ce lo vogliono far vedere domandine? No, perché lì poi ci sono responsabilità penali, questo è il problema. Però questa è la soluzione di sistema che, ripeto, le feroci istituzioni europee propongono. Dice: guardate, se volete buttare un po' di soldi pubblici, fatelo, ma fatelo in maniera da sistemare tutto il sistema bancario. Peraltro questo meccanismo salvaguarderebbe, con l'intervento pubblico, eviterebbe, diciamo, di dissanguare le imprese che hanno questi crediti deteriorati, che sono, diciamo, coloro che hanno preso questi prestiti. Questa è un'operazione di sistema che fa risparmiare anche soldi allo Stato. A quel punto, nel momento in cui alleggerisci le banche dei crediti deteriorati, le banche italiane, questo è il problema che hanno, non è che ce n'hanno 10.000. Certo. Ugone, allora voi cosa avete in programma per i prossimi giorni? Allora lunedì noi abbiamo indetto insieme a tutte le associazioni una giornata di disobbedienza civile, da noi fino all'Etruria, tutte le associazioni unite, per non far votare questo decreto alla Camera. Sappiamo, l'ho detto in questa trasmissione 2 o 3 settimane fa, che eravamo stati in Europa e l'Europa ci aveva detto che era un problema puramente italiano che lo avrebbe risolto l'Italia. Così è stato. Oggi vi posso dire che questo decreto è in fase di votazione, ma la votazione non è ancora definita. Noi, ripeto, faremo una giornata di disobbedienza. Per chi non sa cos'è, venga a Vicenza che glielo spieghiamo, venga alla pagina o nel sito. Dopodiché per noi la battaglia non è finita, perché dobbiamo trovare la verità in fondo al secchio, perché altrimenti questo paese da qui a peggio, e lo dico anche alle categorie produttive, industriali, commercianti e artigiani, che qui hanno la loro attività. Magari domani potrebbe farvi comodo questo decreto, ma dovete vedere più distante. Rischiamo di avere un paese impoverito di tutto, perché la Split Generation pensa di avere in testa il biglietto per andare in Inghilterra o negli Stati Uniti, e quando ci andranno scopriranno, ve lo dico per esperienza, che non si sta meglio che in Italia, e torneranno indietro, e allora probabilmente capiranno che era il momento di protestare. Noi diciamo: oggi si può fare, dobbiamo farlo, dobbiamo impedire che questo decreto venga votato. Certo, professor Casani, chiudiamo la trasmissione con un brano musicale. I nostri ospiti non erano ancora... Continueremo a dare spazio a queste vicende perché sono importanti per l'economia del Veneto, e ricordiamo che ci sarà una sorta di referendum, quantomeno, che speriamo coaguli un senso di appartenenza dei veneti, e che non sia soltanto una mera chimera. Certo, allora noi ci fermiamo qui, i nostri telespettatori li salutiamo con un brano di Louis Armstrong, di cui ricorre appunto in questi giorni la scomparsa, e What a Wonderful World, che si inserisce benissimo nel tema che abbiamo affrontato questa sera. Grazie. Perché una delle società si chiama Pricewaterhouse. Grazie all'avvocato Andrea Arman, grazie al professor Luciano Greco, grazie a voi. Grazie anche a Luigi Grazie a voi. Ugone, e grazie come sempre a Ermanno, al nostro editore, e a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento venerdì prossimo, TV7 Match. Buonanotte con Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful